Stiamo cercando di perseguire l'accordo con la Lega Nord per continuare il buon governo, dove i nostri assessori e i consigli regionali sono stati fondamentali in questi 5 anni, con la presidenza di Luca Zaia. 2 ore di riunione, poi i forzisti veneti escono tutti col sorriso, si va con Zaia. È l'esito di settimane di indecisioni, perplessità, ribellioni più o meno clandestine. Lo conferma ufficialmente il coordinatore Veneto Marin, da sempre primo sostenitore della linea di affiancare la Lega. Tra Berlusconi e Salvini non c'è ancora la stretta di mano, l'imprimatur è necessario, ma poco ci manca. Toccherà la parola finale a Berlusconi e a Salvini. Forza Italia del Veneto dice siamo il governo Zaia e quindi vogliamo dare in continuità di governo perché questo si aspettano i veneti. Nell'incontro odierno è Renato Brunetta a calare un asso. Candideremo in Veneto i parlamentari azzurri, annuncia, per dare più peso alle liste. È una proposta che attrae. La trovo molto positiva e in una stagione di pavidi anche molto coraggiosa. Il riferimento ai pavidi rimane senza destinatario. Padrin aggiunge comunque che c'è ancora molto da fare, ma nessuna spaccatura. Non ci sono i fiziani e i non fiziani, c'è Forza Italia dove ci sono delle persone che hanno idee e sensibilità diverse ma non ci sono correnti. In realtà i malumori non sono del tutto sopiti. Zaia sia, ma si attende di partecipare alla stesura del programma e di conoscere quale sarà il contenuto preciso delle liste. A Verona, ad esempio, città del sindaco cacciato dal Carroccio, che i sondaggi danno vincitore senza storia, la situazione è più delicata, tanto che la senatrice Bonfrisco presenta una richiesta cruciale, molto specifica. Vedere la vicepresidenza nell'ambito dell'alleanza con la Lega nel centrodestra assegnata a Verona. Diversamente sarà molto difficile per la Forza Italia di Verona poter proporre un progetto alternativo a Tosi.